Scatman's World. Ragazzi, Gran Premio dell'Argentina. Allora, qualificazioni così, niente di che, però un po' meglio rispetto al Qatar. Però dopo Austin abbiamo visto che tutto è possibile, ragazzi. Pole, vittoria a Austin, cosa memorabile. Raga, vai, andiamo. Questo punto non mi piace tanto, però è veramente abbastanza da però andiamo. Vai come crazy. Ma cosa fa il coglione? Niente, l'Argentina vai il culo. Niente, circuito doppio. Potrebbe candidarsi come il peggiore per il veneziano, Addirittura può battere Misano e Austin, addirittura Austin ho vinto. Insomma, cioè, è tutto qualcosa di memorabile. Come ho vinto? Una delle gare più incredibili della storia. Vabbè, è inspiegabile quella gara, non mi computer dai, lasciamo questa prima vittoria di Austin. Ma in Argentina invece rischio di fare veramente una merda. Sono queste le gare qua dove faccio massimo 2-3 punti. Fare più punti possibili, ti prego, ti prego. E c'è scarico. In questo momento abbiamo in carniere un solo punto. Disastroso. Brutto errore. Brutto errore che mi costa tutto. Niente da fare. Questa gara sono sempre caduto ogni anno. Non è proprio la mia gara, ragazzi, ufficiale. Vaffanculo anche l'Argentina e quello stronzo figlio di puttana che l'ha messo in calendario. Addirittura 2 ritiri ho fatto qua, per motore. Ah, Dio mio, che schifo. Cerchiamo di fare almeno 1 o 2 punti, per favore, cioè. Non per salvare la face. Salviamo sta cazzo di faccia. Spero sto acreditando tanto adesso tutta una gara video, anche perché adesso devo partire, quindi non avrei più video possibili per voi. Bravo, dai che forse un punto lo prendiamo, mamma mia che tristezza, ragazzi. Vaffanculo veramente anche l'Argentina. Gara io spero veramente che sia un contratto di pochi anni questa gara, perché proprio non mi va. 2 ritiri per motore, una caduta al primo anno, non so se mi ricordo, forse solo che è una gara super sfavorevole. Due punti sto incamerando, cioè 2 fottutissimi punti. Come non superiamo sti 3 verdi qua, i 3 verdi dell'Ave Maria, dai. Cerchiamo di prendere quei 3 mignottoni. Fa bravo, no, ma Dios. Calma.
Niente, mi dispiace, ma in Argentina proprio non ci si dà. Già Messi mi sta sul cazzo. Con questa gara proprio l'Argentina non la sopporto. Niente, male. 2 punti che servono a poco onestamente. Vediamo dove scivola in classifica. Addirittura quinto, però a meno 12, dai, siamo tutti vicinissimi. Raga, un saluto dal Commendone veneziano. Ciao! Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.